Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi del sabato 16 novembre, un buongiorno a tutti, buongiorno a Lorenzo, senza il quale appunto saremmo paralizzati. Voglio presentare così il nostro ospite, appassionato della canzone italiana del Novecento, compositore, direttore di coro, tenore, flautista, ma il grande amore è per la sua terra d'Abruzzo, ovvero Concezio Leonzi. Buongiorno Concezio. Buongiorno Retta e un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Radioascoltatori e anche telespettatori adesso, perché con il canale Certo, allora a 252 tutti, anche a loro. ci possono vedere e ascoltare. Senti Concezio, allora noi siamo qua avvolti in una grande, proprio il classico nebbione lombardo, che tutto sommato a noi piace, nonostante la pericolosità. E invece tu ti trovi in un posto meraviglioso che adesso noi presenteremo ai nostri ascoltatori attraverso un filmatino, ovvero sei ad Atri, in provincia Sì, di e oggi è Teramo. una giornata bellissima, piena di Immaginavo. sole, è un po' freddo, ma insomma siamo a novembre Vi coprite e vi e il coprite. sole ci tiene tutti di buon umore. Che bellezza. Senti, allora io vorrei, è tutta una cosa che abbiamo studiato con il tecnico, con Lorenzo, far partire questo brevissimo filmato di pochi secondi, in modo che i nostri ascoltatori e telespettatori individuino il tuo bellissimo paese o cittadina di Atri. Vediamo se Grazie. riesci a seguirlo anche tu, eh? Certo, certo. Ecco, questo è la tua cittadina. Sei riuscita a vederla anche tu? Concezio? Sì, adesso sento meglio, Senti dimmi. meglio. Hai visto il breve filmato di Sì, pochi certo, secondi? certo, belle immagini aeree, molto belle, sì. Bello, siete in un posto meraviglioso, siete a 400 metri d'altezza. Non mi ricordo se vedi anche il mare da lontano, se riuscite a vedere anche Sì, il mare. certo, certo, dalla villa comunale si gode la vista sul mare, ma noi abbiamo una vista particolare perché basta spostarsi di poche centinaia di metri e vediamo anche la catena del Gran Sasso, quindi siamo in una posizione meravigliosa perché siamo la regina delle colline, ecco, dicono di noi. La regina delle colline. Senti Concezio, nel frattempo ruotano, le fotografie, le tante fotografie che tu ci hai mandato, perché tu sei, come abbiamo detto, appassionato della canzone italiana. Adesso sentiremo qualche cosa di interessante. Sei compositore, direttore di coro, tenore, flautista. Veramente sei un musicista, completo. Però il tuo grande amore è per la terra d'Abruzzo, Sì, giustamente. per la terra d'Abruzzo, certo, la mia passione per la canzone, soprattutto la canzone, d'autore abruzzese, di cui fu e rimane il grande protagonista Antonio Diorio, ho dedicato quasi, tutta la vita, ecco, da bambino e adesso, sono direttore del coro di Orio da ben 42 anni. Sì, Quindi la mia attività principale è proprio la la re direzione del coro e quindi anche l'armonizzazione dei brani, la Adesso preparazione, la sentiremo, concertazione del certo coro. sentiremo. Intanto tu hai mosso i primi passi proprio nella musica. A 8 anni eri già, come voce bianca solista nella Schola Cantorum nella chiesa di San Francesco della tua città di Atri. E poi ti sei diplomato brillantemente in flauto al Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, hai insegnato flauto e poi però sei tornato al canto. Sì, son tornato al canto perché è stata la mia prima passione e la passione per il canto non si spegne mai, quindi è ancora attiva fin quando avrò voce e avrò salute.
Ma quella te l'auguriamo di averla fino a 100 anni. Qual è stata la cantante che ha cantato fino a 100 anni, veramente con una voce ferma, bellissima, queste grandi cantanti. Adesso non vorrei fare confusione di nomi. Senti Concezio, io vorrei, presentare agli ascoltatori, questo filmatino, che non so se tu riuscirai a seguirlo, a vederlo, "Le belle canzoni di un tempo". È una registrazione credo della, televisione, regionale, abruzzese, dove, si vede appunto te la ricordi questa registrazione? Vediamo, non so, Vediamo. Riesce a vediamola vederla un anche il po'. maestro? A vederla sì? Prego? No, la vedrai anche tu senza la musica però, perché la musica Ah, non ti ecco, arriverà. benissimo, Comunque certo, riuscirai a certo. vederla. Così presentiamo queste belle canzoni di un tempo, poi le ascolteremo, poi passeremo a Iorio naturalmente, e così faremo una panoramica di tutte le tue bellissime attività. Nato il CD L'epoca d'oro della radio, 13 canzoni che hanno marcato un periodo storico attraverso quella scatola di Mogano che costava 450 lire, con possibilità di 12 comodissime rate. Allora si mettevano anche le tendine per coprire la radio dalla polvere e ci si riuniva la sera per ascoltare le novità dell'orchestra Angelini, dell'orchestra di Barzizza, dell'orchestra di Semprini. C'era una famosa canzone che ricordava proprio la radio. Come no? Abbassa la tua radio. Abbassa la tua radio, per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore. Molti giovani non conoscono queste melodie, anzi dicono di non amare questo genere, ma per una ragione semplicissima, perché non la conoscono, non l'hanno mai sentita. Però quelle rarissime volte in cui un giovane per caso si avvicina a questo genere rimane misteriosamente incantato, perché sono melodie che conservano ancora oggi una immutata potenza evocativa. Il marketing portò a un certo punto Vittorio De Sica a cantare una canzone che diventò famosissima, prima non lo era. Parlami d'amore Marione. Grandiosa, una perla del... Sfumiamo su questo bellissimo documentario, Concezio. Non so cosa tu sia riuscito a vedere Sì, da Atri. Era un filmato, una ripresa televisiva che ti hanno sì, fatto. sì, per i 70 anni di Radio Trieste, qualche anno fa, eravamo nella sala Tripkovic, che adesso è stata, come sai, abbattuta per farne una sala ancora più grande e bella. Bellissime queste canzoni di un tempo che adesso ne ascolteremo poi qualcuna che tu hai raccolto in un CD che gentilmente mi avevi mandato tempo fa. Le belle canzoni di un tempo, davvero. Chissà se, le hanno ricantate in versione moderna, però secondo me sono belle proprio così, perché sono le canzoni originali di quegli anni, gli anni che tu Sì, ci sono, belle versioni moderne, per la verità sono poche. Molte, sono riproposte in chiave così ritmica, però insomma, ecco, come dici tu, forse le versioni originali sono le più belle e anche le più aderenti allo stile, perché questo è uno stile particolare e secondo me, ecco, rifarle richiede tanta attenzione, bisogna farlo con molta cura e con molto rispetto a questo genere musicale che è una nicchia del nostro repertorio è vero, italiano. è vero. Ecco, ricordiamo che a questo genere musicale si sono dedicati fior di musicisti come Carlo Alberto Rossi, Giovanni Danzi, Gorny Kramer,
e poi Trovaioli, ecco qui sono con vedo una vecchia foto con Teddy Reno, ecco qui sono con Luttazzi. Tutti i nomi che i nostri Ecco. giovani voglio chiedere a Lorenzo che è giovane: conosci questi nomi? Mi fanno con la testa. Mi fanno vabbè, queste trasmissioni servono anche proprio per portare questa storia della musica ai nostri ragazzi. Certo, certo, guai se non ci fosse la radio, ecco, la radio a riproporre, pagine dimenticate, perché alla radio si dedica, così l'ascoltatore attento che ama ampliare i suoi orizzonti culturali, le conoscenze sul grande e ampio repertorio musicale. E la radio, quella italiana soprattutto, ma anche io ascolto anche radio estere, per esempio le radio argentine ripropongono continuamente i grandi cantanti dell'epoca, che si dedicavano al tango o alle Lo altri generi musicali cosiddetti leggeri argentini, ma tutto in Sud America. Ma in Italia c'è anche questa bella attenzione alla musica del passato, la radio soprattutto. La televisione un po' meno, e quando lo fa, e La insomma, televisione, scusa, deve fare audience e quindi di ecco, queste sì. canzoni probabilmente non gliene importa nulla. Ma noi le facciamo rivivere grazie a te, alla tua voce e a queste belle interpretazioni. Intanto ricordo che è un programma in diretta, caro, Concezio, quindi se anche qualcuno dei tuoi tanti amici vogliono intervenire, 02 92 94 72 22, tutti i numeri pari, a parte il 7 e il 9. Comunque 02 92 94 72 22. Possono intervenire in diretta senza filtri né censure. Senti caro Concezio, andiamo avanti a sentire ancora, qualche canzone di quegli anni. Io sceglierei Male Gambe, ma lo dico al Ah, tecnico qua, Male Gambe, simpatica canzone questa, del sì. 1938. Chiedo al tecnico, a Lorenzo, ce l'ha? E allora ascoltiamoci questa interpretazione di Concezio Leonzi in una canzone del 1938, pensate, musica originalissima, la voce del maestro Concezio Leonzi.
Applausi meritati per Concezio Leonzi, tenore, con questa canzone del 1938, Male Gambe, lievemente maliziosa se vogliamo, dato il tempo, dato Sì, l'epoca. tanto maliziosa. E poi, ecco, sai benissimo, Oretta, che queste canzoni erano celavano sempre qualcosa, avevano un testo che camuffava un po' il senso reale, delle cose. Dietro il testo a volte si nascondevano concetti che, per ragioni ovvie ragioni politiche non si potevano esprimere, no, con estrema facilità, e quindi spesso, non in questa, perché questa è proprio molto scherzosa, ma dietro a certe canzoni, per esempio, Pippo Pippo non lo sa, ma, dietro tanti testi si celavano cose che, arrivavano comunque alle orecchie attente del pubblico E il di Pippo allora. Pippo sarebbe stato il famoso aereo? Il Pippo Pippo, Esatto, esatto, famoso esatto. aereo Pippo. Senti caro Concezio, allora, tu sei anche tenore, hai studiato anche canto, hai questa tua bella Sì. voce con la quale appunto canti queste canzoni e canti anche opere liriche, canti anche cose più No, impegnative. liriche no, però, mi sono dedicato alla musica sacra soprattutto, Bach, Vivaldi e Handel, perché quella è la voce che, diciamo, è un repertorio che, si attaglia, o meglio la mia voce si attaglia di più a quel genere musicale, ecco, opere liriche no. E infatti hai cantato il Magnificat di Bach, hai cantato la Messa da Esatto. Requiem, la Messa Sì, Cerviana di Perosi, la Messa sì, dell'Incorazione di Mozart, veramente sì. tanti generi sacri, che probabilmente è la passione di Cristo. E per Natale hai qualche programma, ehm Allora, per Natale il coro Antonio Di Orio proporrà, come tutti gli anni, un repertorio natalizio per concerti in provincia di Teramo e in teatro. Ma per il coro di Orio, c'è un appuntamento molto importante, sia il 15 dicembre che il 14 febbraio prossimo. Sono 2 concerti che, commemoreranno i 50 anni di storia di questo grande coro abruzzese. È un coro popolare, che si dedica soprattutto alla musica popolare abruzzese, composto da circa 50 coristi e che è appunto in piena attività da ben 50 anni. caspita, si sono alternati nel frattempo perché Certo, certo, solo 4 coristi, sono rimasti, sono superstiti, sì, 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 entrati dalla prima giovanissimi. esibizione del 14 gennaio del Ah, che 1975. bello. Intanto chiedo al nostro Lorenzo se questa canzone Male Gambe che bella, dillo bene al microfono. Vedi che No, no, bella, veramente bella, mi è piaciuta, poi non la conoscevo e no, no, mi è ah, piaciuta parecchio. vedi che portiamo la tua la musica del '38 anche ai giovani che condividono. Se una canzone è bella, è bella anche se ha 70 anni. Senti Concezio Leonzi, adesso cosa facciamo? Io chiedo anche a te per condurla insieme. Saltiamo un momento il Resta con me che poi ascolteremo per passare a Di Iorio. Tu hai inciso tante belle musiche di questo grande vostro, concittadino. Vediamo Sì, che cosa abbiamo messo in scaletta, che cosa troviamo? Quella che vogliamo, dice il nostro tecnico, quella che vogliamo. Allora andiamo così un po' a caso, tanto ce la descriverai poi tu, Concezio. sì. Vedi vediamo allora che cosa troviamo, come sorpresa per queste bellissime eccola qua.
Divertimento numero 3 di Antonio Di Iorio, diretto, eseguito. Ci sei? Sì, appunto. No, 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 giusto, giusto. Prego, prego, Concezio. Intanto scusami, Concetto, scusa, chiedo al nostro tecnico se recupera una fotografia del maestro Antonio Di Iorio, così la facciamo vedere ai nostri, un viso simpatico, un viso... Senti, tu conosci tutto della musica o hai ancora da scoprire qualche cosa del maestro Antonio Di Iorio, che oltretutto... Chissà che brillanti. Senti, oltretutto il Antonio Di Iorio ha scritto tanta musica, ha spaziato proprio fra molti generi diversissimi, dalla musica popolare appunto alla musica religiosa, alla musica sinfonica, operistica, però è stato un grande musicista, non molto conosciuto, dobbiamo dire, purtroppo. Purtroppo sì, purtroppo perché Diorio, come tutti i musicisti che uscivano dal Conservatorio di San Pietro a Maiella, sapeva fare di tutto, cioè sapeva toccare con mano magica, direi, tutti i generi musicali ed era una caratteristica proprio dei compositori che venivano fuori dal grande conservatorio partenopeo, cioè venivano proprio abilitati, forgiati per abbracciare la musica a tutto tondo. Infatti lui Antonio Di Oro si è dedicato alla musica sacra, ma anche alle operette, alla musica lirica, alla musica per bambini. Eccolo qui una bella foto con una dedica alla mia Atri. Lui era di Atessa, però ad Atri è rimasto per circa 10 anni in periodi alterni, dal 22 al 32, e ha lasciato un grande repertorio di musica scritta per quel teatro, ma anche per quella cattedrale, per la nostra cattedrale, È per il bellissima, nostro veramente molto bella. teatro. Senti, allora sentiamo qualche altro divertimento di Iorio. Qui lascio un po' la fantasia e la libertà al nostro tecnico, perché Sì, è una certo, trasmissione molto improvvisata, come puoi notare, eh. è Noi ancora più siamo, bella. sì, 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 noi siamo degli equilibristi in questo caso. Hai trovato, Bene, Lorenzo? Vediamo e sentiamo. Ascolta con noi, Concezio. certo.
costretti a sfumare perché c'è un brevissimo stacco pubblicitario. Questo era il divertimento numero 6, lievemente malinconico, Concezio. Dov'è il maestro? Ah, ecco, Costretti a sfumare perché c'è un brevissimo stacco pubblicitario. Questo era il divertimento numero 6, lievemente malinconico, Concezio. Dimmi, prego. Questi Certo, quintetti. giusto. Ecco, al flauto Marco Felicioni, all'oboe Antonio Verdone, al clarinetto Luciano Di Bernardo, al corno Antonio Russo e al fagotto Alfonso Patriarca, nel CD dell'archivio di Orio. E dicevamo sì di questo tono un po' malinconico in alcuni brani, appunto perché riaffiora spesso in tutta la produzione di Oriana il fascino Napoletano. unico e irripetibile e molto distintivo, diciamo, riconoscibile della canzone napoletana, questo melodiare un po' malinconico. Concezio, un attimo di pausa brevissima e poi torniamo insieme. Certo. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. E torniamo in diretta, carissimi amici, con il nostro graditissimo ospite Concezio Leonzi, che beato lui si trova ad Atri a 400 metri, vista mare, vista montagne, senza nebbia, una bellissima giornata di sole. Ma tu la nostra nebbia la conosci, Concezio? La nebbia certo, padana, certo. lombarda, sì? Milano è sempre un po' così baciata, per così dire, dalla nebbia, ma anche Atri, sai, Ah, sì? d'inverno soprattutto, ecco, questo è il mese critico, infatti è molto strano avere una giornata così bella, limpida, perché di solito abbiamo nebbia anche noi, sai, Ormai nonostante l'assenza, anzi la distanza dai fiumi Vomano e Piomba che ci sono piuttosto vicini, abbiamo questa caratteristica anche la conoscete noi. anche voi. Senti Concezio, se permetti, faccio un brevissimo annuncio di un concerto di chitarre, trio rosa sonora, questa sera alle ore 21 alla Certosa di Garegnano, quindi gli amici di Milano la conosceranno senz'altro, a nord-ovest di Milano. Patrizia Giannone, Patrizia Osti, Marcello Nardilli suoneranno con la loro chitarra musiche di Vivaldi, Sanz, Gragnani e Granados. Concerto di chitarre. Questa sera alle 21, Certosa di Garegnano. Ecco, ho fatto un promemoria. Ho tanti annunci che dovrei fare, però sottraggo spazio all'ospite, in questo caso a Concezio Leonzi. Senti Concezio, poi tu sei anche docente, sei appassionato, questo mi interessa. Poi chiuderai con uno dei proverbi della raccolta 1000 proverbi e modi di dire nel dialetto atriano. Ce lo dirai in dialetto atriano, e poi lo tradurrai. Sì. Senti un'altra cosa, nel 2014 hai ricevuto il premio regionale Il Saturnino, dedicato a personalità che hanno illustrato l'Abruzzo nelle varie arti della tradizione popolare. Raccontaci di questo Saturnino, di questo premio regionale. Sì, questo è un premio molto importante che viene conferito a persone che si dedicano soprattutto alla cultura regionale, ed è toccato qualche anno fa all'Archivio di Orio, di cui sono direttore. È stata una cosa molto bella e gradita perché diciamo i musei, le realtà museali piuttosto piccole hanno diciamo poca visibilità. Questo premio è riuscito anche a porre Di popolarità.
e a focalizzare così l'attenzione del grande pubblico sull'archivio di Orio. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto tanto piacere. Mi ha Senti, fatto avete tanto avete piacere. turisti, avete molti turisti che vengono ad Atri, che Sì, si sì, spostano? negli ultimi anni soprattutto tanta gente, anche perché, sono nate cooperative di guide turistiche, ci sono diciamo la città si è, ehm, come dire, Attrezzata anche per col sì, turismo. attrezzata, ecco, di tanti B&B che riescono ad ospitare tanta gente che viene soprattutto dalla costa, molti turisti, ecco, che si fermano, in maniera stanziale a Pescara, Pineto, Silvi, Roseto, insomma sulla costa teramana e, E vengono abruzzese in genere, la sera i turisti vengono ad Atri, ma molti si fermano, proprio in virtù della presenza di questi B&B molto confortevoli e belli e gli quindi molto ospitali. utili al nostro turismo Senti locale. senti, Concezio, ascoltiamo ancora una tua canzone, degli anni passati e poi ti chiederò qual è il piatto tradizionale di Atri, così visto data Certo, l'ora, ci farai venire ancora più appetito. Allora che cosa hai scelto benissimo. il nostro collega? Ti ho voluto bene. Sentiamola. Con, con la ripresa economica del dopoguerra, anzi del secondo dopoguerra, cominciano anche i grandi successi cinematografici e così ci sono i nuovi volti del neorealismo, il film
Bravo Concezio, non dimenticar che ti ho voluto tanto bene. Senti, qua l'hanno cantata, a parte tu che la canti anche in inglese, in italiano e in inglese, ma l'hanno Sì, ma cantata... era quella era un po' uno scherzo, un Sì. po' una parodia al grande, mhmm, Nat King Cole, a chi parlava? sì, adesso non mi viene il nome. Vabbè, comunque Beh, vabbè, l'hanno insomma, un cantata in cantante tanti. famosissimo che la cantava ovviamente in Nat King Sì, Cole, Nat King ecco, Cole. e quindi è Senti, una parodia, un po' una presa in giro. comunque Ehm, tanti illustri cantanti, da Fred Bongusto, Milva, Johnny Dorelli, Silvana sì. Mangano, l'hanno veramente cantata un po' in tanti questa canzone. Cosa Sì, c'è? questo è un grande Una evergreen telefonata? e No. pensare che diventò famosa questa canzone, pensa nel '51 quando Nat King Cole venne in Italia a ritirare un premio e l'ascoltò per la prima volta. Tanto gli piacque questa canzone che volle farne una versione ovviamente in inglese, tornò in America e diventò la canzone famosissima dell'anno e poi dei decenni successivi. Mh, Perché le canzoni di una volta, Oretta, duravano decenni e è non vero, non come quelle di sparivano oggi, no, subito. che durano 3 giorni come le mozzarelle. Senti Concezio, ti capita ancora di cantare, di fare una serata con le canzoni di questo metà del '900? Certo, Le ne fai? abbiamo fatte diverse, giusto un mese fa in Friuli, a Udine, Spilimbergo e altre città. Torneremo a Trieste il prossimo anno, proprio per celebrare anche i 100 anni della radio, che è stata la mamma di tutte queste canzoni meravigliose. Senti, ma vengono i giovani ad ascoltarle o un pubblico un po' âgé? No, 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 Vengono? vengono certo viene il Incuriositi. pubblico un po' âgé, ma, vengono anche i giovani e la cosa molto interessante che mi fa tanto piacere è che dopo il concerto vengono in tanti a salutarmi, a ringraziarmi per avere avuto l'occasione di Beh, ascoltare, così, in maniera inaspettata un genere musicale che non conoscevano. Quindi, senz'altro non lo quando si dice: "Questo genere non mi piace", spesso è perché questo genere non si è vero, conosce, non si ecco. conosce. Senti Concezio, hai pensato a, una ricetta, ehm, Sì, ecco, stavo eccola. Sì, pensando al bravo. dolce, noi abbiamo un dolce particolare che è nato, proprio ad Atri tanti secoli fa, ma che è ancora, gustato in tante occasioni. Si chiama pan ducale perché era un dolce raffinato che facevano arricchiva la tavola dei nostri duchi, i duchi d'Acquaviva, che hanno retto la città fino al 1700. Si tratta di una sorta di plum cake a base di frutta secca e candita, farina, zucchero, uova, burro, cioccolato fondente in scaglie, soprattutto servito a Natale durante le feste insieme ad altre specialità del periodo. È un dolce che molti turisti portano a casa anche per ricordo dopo Eh, la visita alla nostra città. l'importante è che poi se lo mangino questo dolce. Sì, è buonissimo, gustosissimo. Senti Concezio, tu sei docente di musica e flauto traverso all'Istituto Comprensivo di Roseto degli Abruzzi, ma poi hai anche 2 titoli molto prestigiosi, perché sei cavaliere ufficiale e commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ma, Eh. questa è una cosa che mi fa tanto piacere, che ovviamente non merito, però, No, no, se ce l'hai te lo sono meriti. stati così gentili da propormi, queste onorificenze che sicuramente, mi fanno tanto piacere, ci mancherebbe. Senti, chiedo al nostro tecnico che cosa scegliamo adesso fra la tanta musica. Qualcosa? Sì, prova. Lasciamo così un pochino anche la libertà al nostro Lorenzo di giocare con le tue musiche, Concezio. Bene. Allora vediamo.
e sfumiamo dolcemente su questo divertimento numero 7, sempre di Antonio Di Iorio, in una tua trascrizione, caro Concezio Leonzi, Sì, per giusto? quintetto di Per fiati. quintetto a fiati. Senti Concezio, volevo chiederti, prima di concludere con una bella canzone che ci riporta indietro nel tempo e può essere anche di buon augurio, tanto oggi perché sono curiosa a quest'ora, mi hai parlato di un dolce ma non mi hai parlato di un primo. Che cosa ci Ah, sarà un sulla tavola per primo un primo allora, gustoso? ecco, i tagliolini con la mollica è un piatto povero, di pasta bianca, fettuccine, diciamo, tagliate piuttosto grossolanamente, condite con, un soffritto di aglio, olio e peperoncino, un'alice, insomma un pesciolino piuttosto saporito che dà gusto al soffritto, e della mollica cosparsa così a mo' di formaggio, quando il Buono, ottimo. formaggio non E anche in c'era. Sicilia Insomma, si un usa. piatto povero ma gustosissimo. Gustosissimo, bravo. Pasta bianca con la mollica. Senti, Questo è un adesso piatto nostro, sì. ottimo, squisito. Se verremo ad Atri gusteremo Certo, ti senz'altro questo invito a piatto. farlo, Volentieri, Oretta. bravo. Tu lo cucini, io lo mangerò. Sì. Eh no, perché è un bravo Proviamo, cuoco, dai. lo so io. Senti Concezio, dici un proverbio, un modo di dire nel dialetto atriano, poi ce lo traduci e chiudiamo. Allora, qui ne ho tanti nel mio volume, ne ho scelto uno Bravo, molto breve ma anche significativo. interessante. Allora te lo dico prima in dialetto, poi lo traduco, Certo, d'accordo? è giusto. Ognuno sa esse dei sa tutte. Ognuno sa esse dei sa tutte. Cioè ognuno, ciascuno di noi ha i suoi segreti, ma Dio li conosce Ma che tutti. bello, ma guarda, bello e Ve concentrato in poche parole. Bene, allora vero? senti, carissimo Concezio Leonzi da Atri, provincia di Teramo, siamo nel cuore dell'Abruzzo. Ci lasciamo con Voglio vivere così? È questo Lorenzo? Con Voglio vivere così. Questa bella canzone, non so di che anni risalga, ma anche lei sarà degli anni 30-40. Ti ricordi Sì. gli anni anche, Concezio? Chiedo No, di troppo. questa non mi ricordo, ma credo che sia del 49, Ah, 48, 49, 49, sì, siamo credo. così Sì, vicino ai giorni non nostri. vorrei sbagliarmi. Allora salutiamoci con questa bella canzone, caro Concezio. Io ti manderò poi la registrazione con WeTransfer, così tu potrai vedere quello che ti sei Benissimo. perduto e poi la trasmissione andrà in replica, mi pare la domenica pomeriggio, quindi potrai anche ascoltarla dalla radio, vederla dal canale 252. Benissimo. Io ti ringrazio tantissimo, un saluto alla tua bella terra d'Abruzzo, grazie infinite, grazie a Grazie, Lorenzo, grazie a voi per l'invito, la cordiale ospitalità. Un caro saluto ai telespettatori. Un abbraccio forte. grazie, Ciao Retta. ricambiato, grazie Concezio. Ciao.
Avete ascoltato L'angolo della musica classica con Oretta Pierotti Cei. Arrivederci a sabato prossimo con La grande musica.